Buongiorno amici, siamo di nuovo qui anche questa mattina. Oggi di martedì abbiamo questo appuntamento, appunto il 9 di dicembre, ieri è stata la giornata dell'Immacolata, una bellissima giornata in famiglia. Che dire, siamo qui con ovviamente sempre all'interno dello store della C Mestre, per cui ringraziamo come sempre chi ci dà ospitalità all'interno di questo bellissimo spazio nel centro di Mestre a Palazzo Donatello, che è appunto l'associazione calcistica appunto Mestre, e ringrazio pertanto i dirigenti, il presidente appunto Stefano Serena e poi Andrea Checconi Sbaraglini e Matteo Settimo, che come ogni settimana ci danno questa possibilità di creare questo appuntamento. Ricordiamo che Vis-à-vis Mestre fa parte di questo contenitore importante che è Mestre Cultura e Sport, andiamo molto fieri di questo. Abbiamo la presenza del nostro presidente appunto Mestre Mia, dottor Andrea Sperandio. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno, benvenuti anche a voi. E loro due ovviamente li ritroviamo, rappresentano ovviamente una delle associazioni più importanti e anche più diciamo a livello culturale rinomate appunto di Mestre, che è Voci di Velluto. Abbiamo il presidente appunto Massimo Donofrio, buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi l'anima, diciamo così come viene denominato all'interno dell'associazione, appunto Marco De Alberti, che è stato il curatore di quello che oggi sarà il tema centrale di questa puntata, ovvero raccontare un po', anticipare, perché mancano 2 giorni praticamente, 1 giorno e mezzo, a questo evento che sembrava tanto lontano perché ci eravamo visti appunto a luglio. E invece in realtà, visto Andrea come vola il tempo, è passato velocissimo proprio, e ci ritrovavamo, sembrava tanto lontano, a dicembre, e invece ci siamo arrivati perché giovedì finalmente all'auditorium appunto dell'M9 ci sarà questa bellissima serata dedicata ad uno dei personaggi più importanti, controversi anche, difficili, ma anche romantico, insomma a 1000 sfaccettature, che è Luigi Tenco. Alle ore 19. Alle ore 19, ecco, fino ad esaurimento posti, per cui se avete intenzione di partecipare, mi raccomando, affrettatevi ad essere lì in un orario insomma abbastanza, perché poi sapete che vanno fino ad esaurimento. A questo proposito vorrei dire una cosa. Prego, una lei cosa. Che... Intanto grazie, vi porto i saluti di Mestre Mia, ringrazio Federica, grazie che è sempre presente in questo periodo tra la maratona e il resto. sono sopravvissuta alla maratona. Esatto. Poi assolutamente saluti presenti, che sono molto impegnati anche loro, certo. Sto vedendo. Fanno tante belle cose. No, fanno tante belle cose anche per Natale. Sì, esatto. Sì? Abbiamo un reading su Babbo Natale. Esatto, quindi un ringraziamento che voglio dare, diciamo, anche alla C Mestre, ecco, perché insomma è da questa primavera che ci ospitano e noi siamo veramente molto felici di questo. È arrivato, come diceva Federica, il momento tanto atteso per noi, perché è stata un'esperienza che abbiamo maturato nel corso di questi ultimi mesi, e devo dire che Federica adesso diceva appunto fino all'esaurimento posti. Allora io voglio ringraziare tutte le persone che, seguendo il nostro consiglio, hanno prenotato per tempo, perché veramente sono rimasti pochissimi posti disponibili, e quei posti disponibili che sono rimasti disponibili perché è subentrata l'influenza, la febbre, il male di stagione. Se no sarebbe stato già sold out. Piccole cose, se no sarebbe già stato sold out, esattamente. Quindi se volete venire, sappiate che dovranno appunto entrare prima chi ha prenotato, e poi i posti liberi che resteranno saranno dedicati e offerti a chi si presenterà per primo, naturalmente. Cosa dire? L'esperienza di Tenco ci ha entusiasmato perché come associazione Mestre Mia noi non avevamo mai valutato l'idea di pensare ad un evento parlando di un artista così importante, così amato, iconico come Luigi Tenco.
e devo dire che la narrazione che assisteremo, no? Quindi, perché diciamolo, è uno spettacolo, è un recital in qualche modo, ma adesso tu lo spiegherai bene, perché io ho ricevuto anche qualche telefonata di qualcuno che credeva fosse un concerto. Sì, no? Certo, può sembrare, chiaro. Esatto, può succedere. Quindi darei subito la parola a Marco, Grazie. che ci spiega per filo e per segno, senza svelare più di tanto, mi raccomando, di cosa si tratta effettivamente. Posso solo aggiungere che l'evento sarà presentato dal collega appunto Michele Bugliari, che è appunto giornalista della Nuova Venezia Mestre, quindi c'è anche questa nota. Sì, c'è questa nota così. Voglio ringraziare naturalmente, scusami Federica, che ogni tanto poi ci dimentichiamo, ma voglio ringraziare tutta la dirigenza di M9, prima Fondazione di Venezia, il suo presidente Vincenzo Marinese, ma anche Serena Bertolucci, che è la direttrice del museo M9, che sono tanti anni che collaboriamo assieme, hanno creduto in questo progetto e quindi li voglio ringraziare, sperando di poterlo fare di persona se saranno presenti. Quindi parola a te Marco, vai. Grazie. Allora, io sono molto contento intanto di poter presentare questo spettacolo qui a Mestre, perché Mestre è una piazza molto molto importante, è una piazza culturalmente che ha una storia importante. Io qui ho avuto la fortuna di assistere agli spettacoli dei più grandi cantautori italiani, Giorgio Gaber, ho visto a suo tempo Enzo Iannacci, quindi li ho visti qua a Mestre. Non è un caso. Ma ce ne sono stati altri. Ce ne sono stati, questi sono quelli che ho visto io, ma poi chiaramente a Mestre sono passati tutti i più grandi cantautori italiani, sono passati da qui, perché Mestre è sempre stata una città molto sensibile ai cantautori, alla canzone impegnata, ecco. E quindi io sono felice di poter presentare questo spettacolo su Luigi Tenco. È uno spettacolo che in realtà è una narrazione con musica, nel senso che ripercorriamo la vita di Luigi, a sprazzi ovviamente, perché non è possibile come dire, fare una cronistoria, perché sarebbe anche noioso. La percorriamo diciamo a spunti, a flash, e accompagniamo questi spunti e questi flash con delle canzoni che saranno cantate e suonate da due bravissimi musicisti, perché oltre al sottoscritto che fa il narratore e a tre bravissime lettrici ci saranno due musicisti, i musicisti che sono un chitarrista e voce solista Alessandro Modenese e un tastierista e arrangiatore Andrea Uliana. Quindi ecco, il cast è un po' composto da queste persone, le tre lettrici, i due musicisti e il sottoscritto che fa il narratore, il filo conduttore, e naturalmente abbiamo la regia del nostro president Massimo. Complimenti. Ecco, questo è per introdurre. Poi, allora, lo spettacolo dura, vi dico subito perché molta gente di solito si spaventa quelle durate dello spettacolo, dura circa un'ora e mezza, quindi è una durata abbastanza buona, normale, insomma, ecco. Si alterna. Il titolo è La mia vita libera, certo. Vita e canzone di Luigi Tenco, quindi questo è un po' Da dove è nata l'idea appunto di questa necessità di raccontare la sua vita libera in qualche maniera? Perché Luigi Tenco è un protagonista della canzone italiana che è stato oggetto, diciamo, di racconti non veritieri. È stato oggetto di spesso anche fraintendimenti, cattiverie, sì. Lo hanno dipinto come un personaggio tetro, oscuro, addirittura un menagramo, e quindi questo svilendo la sua parte artistica, concentrandosi sulla sua fine, cioè sul suicidio, e lasciando perdere tutto quello che di buono e di grande nella sua vita aveva realizzato. Quindi io l'ho fatto per un atto di giustizia nei suoi confronti. Ci tengo, se posso intervenire, anche a sottolineare questo aspetto
Marco, oltre ad aver lavorato per quasi 1 anno e mezzo, ha ricercato in maniera approfondita molte notizie, anche contattando la famiglia stessa di Tenco, ha fatto un lavoro molto, senz'altro, ha fatto un lavoro molto intelligente e analitico, anche perché ha voluto, appunto, rendendo giustizia a questo autore, questo personaggio, togliere quella patina che aveva ormai nell'immaginario collettivo, cioè di un cantante noioso, triste, e che poi è arrivato all'estremo gesto, tutt'altro dal racconto di Marco, e anche andando a leggere delle testimonianze e certe lettere anche che leggeremo quella sera, si evidenzia un Tenco che era tutt'altro che depresso o senza progetti di vita, e anche molto spiritoso, quindi è giusto rivederlo sotto altre dimensioni. Si guarda al lato umano, al lato dell'autore senz'altro, e non solo a speculare, come hanno fatto moltissimi in precedenza, sull'aspetto cronachistico, giornalistico dello scoop del fatto che poi lui ha finito così tragicamente la sua vita, su cui rimangono luci e ombre ancora oggi, quindi senza andare a battere la solita strada che per anni è stata battuta. E speriamo che questo sia uno spettacolo quindi onesto anche da un punto di vista intellettuale, che restituisca una dignità proprio all'uomo Tenco, oltre che all'autore, che sicuramente è ancora molto riconosciuto, e quindi si potranno ascoltare anche delle bellissime canzoni di Luigi Tenco. Ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro anche di dividere il parlato, il raccontato dalla musica, in modo che è veramente un recital, nel senso che c'è sì un racconto, ma benissimo dosato e commisurato, con un intervento poi delle sue canzoni che spiegano poi ancora di più quello che viene raccontato. Volete anche fare i nomi dei vostri collaboratori che saranno lì a recital? Chi certo, sono? C'è Daniela Alzetta, la Marisa Alfieri e la Rossella Gioia, sono le 3 nostre bravissime lettrici. Poi appunto i musicisti sono Alessandro Modenese, che è chitarrista e voce, e poi Andrea Uliana, che è tastierista e arrangiatore, e poi il sottoscritto che fa il narratore. Essendo autore del testo gli spettava. Pensavo al ruolo del giornalista in questo caso, farà delle domande, interverrà per farti delle... cioè è un dialogo quasi con... come funzionerà? Allora, è una narrazione, diciamo che è un po' il narratore fa un po' il cucitore. Ok. Cuce, no? Quindi i veri protagonisti sono le lettrici, che portano le testimonianze, certo, e invece i musicisti che portano le canzoni. Quindi io ho cercato di legare, no, con un filo di narrazione questi due momenti artistici, quindi io cercherò di essere meno invasivo possibile, però naturalmente bisogna anche un po' raccontare, no? Perché certo, anche per spiegare certi aspetti, quindi ecco, io spero che il tutto risulti essere abbastanza equilibrato, insomma, ecco, questa è la speranza. Vuoi farti una domanda? Ci scambiamo le domande un po'? Facciamo una testa, un vis-à-vis doppio. Allora, voi, questa è la seconda presentazione che parte? Di Tenco no, ne abbiamo fatte di più. No, è la quarta. È la quarta. Quindi diciamo, cosa vi aspettate per esempio dal pubblico? Benissimo. Ah, questa è una bella domanda. Il pubblico di Mestre, perché è cambia. Un pubblico di Mestre. Perché prima si diceva che Mestre, no, dicevate prima Mestre è molto aperta, ai cantautori. Abbiamo avuto molte prenotazioni, anche con dei commenti, adesso mi viene in mente a tratti, mi dispiace, devo annullare l'appuntamento perché il mio compagno ha un problema, salvo dopo riscrivere di nuovo. È riuscito a liberarsi di un appuntamento importante di lavoro perché voleva essere presente, perché è compositore anche lui, si è ispirato a Tenco. Cioè abbiamo delle persone che sono molto preparate. Io credo che sicuramente delle persone che sono un po' più grandi, sicuramente Tenco è ricordato molto bene, ma credo che ci sia anche tra i giovani che stanno riscoprendo molto anche la musica della nostra gioventù, ma anche i grandi cantautori degli anni 70,
che sono un po' i figli, se vogliamo, di Tenco, De André, Gino Paoli, che già negli anni 60 hanno incominciato a produrre, no? Quindi penso ci sia un grande interesse anche per quello, ma anche per l'alta, come dire, densità di significati e di concetti che Tenco ha sempre messo nelle sue canzoni, quindi c'è anche questo desiderio di riascoltarle o di ascoltarle e assorbire un po' questi messaggi, che secondo me sono molto significativi. E Marco, devo dire, non perché è qua, ma ha saputo cucire bene i momenti descrittivi di alcune situazioni della vita di Tenco, agganciando poi la canzone di riferimento del periodo, e quindi ben si capisce poi dove Tenco in quel momento voleva andare a parare e perché ha scritto e ha fatto determinate canzoni in quel modo. Quindi è molto interessante questa ricerca. Io penso che quelli più esperti riusciranno a cogliere questa finezza autorale, diciamo. Volevo chiedervi quali saranno gli aspetti secondo voi che il pubblico magari percepirà maggiormente, o potranno essere quelli che colpiranno maggiormente il pubblico da questo recital, da questo... Sì. Allora, è una domanda bella e ma è una domanda allo stesso tempo anche molto difficile, perché per uno che poi ha costruito... Allora, intanto io credo che ciascuno venga colpito da qualcosa di diverso. Sì, perché è soggettivo. Perché è una cosa estremamente soggettiva, cioè è chiaro che una canzone come Vedrai è difficile che non colpisca diciamo il cuore, no? Un po' di tutti. Poi ci sono magari altre canzoni che invece colpiscono magari aspetti diversi, che hanno più a che fare magari, non lo so, con le proprie idee, col fatto di avere a cuore la pace, di essere quindi antiviolenti, perché Tenco era anche un intellettuale, quindi è capito, quindi è un uomo di cultura, quindi si può venire colpiti da tanti aspetti, e lì starà alla capacità degli interpreti di sapere coinvolgere il pubblico, no? E quindi i cantanti, le lettrici e anche il narratore, ovviamente. Le canzoni poi hanno questo di bello, che si vivono e si interpretano a volte anche a seconda del momento di quello che stai vivendo. Bravissimo. E quindi ognuno ci dà un'interpretazione un po' soggettiva, anche se la canzone ha un suo obiettivo, messaggio, però poi vengono filtrate attraverso la nostra sensibilità. Ma è la bellezza proprio della musica e delle parole che entrano nei nostri cuori e danno emozioni diverse. Pensa che io quando ero più giovane pensavo che Vedrai fosse una canzone dedicata magari alla compagna. Anch'io pensavo questo. Invece poi ho scoperto che era per la mamma. Esatto. La delusione di dare, cioè la pura di dare la delusione a una madre, dire vedrai che un giorno ti darò quello che... Cioè, Marco spiega bene la storia di questa canzone. Visto che hai conosciuto anche la famiglia. Allora, io non vorrei spoilerare, sinceramente, però non puoi non dirlo. No, perché è uno degli aspetti forse un po' più intimi e più belli. Allora lo lasciamo all'11, io ripeto, sempre l'11 dicembre, dalle ore 19, auditorium dell'M9, venite, i posti sono ormai quasi in esaurimento, per cui se ci state ascoltando e vedendo, per favore contattate Maestre Mia che vi risponderà. Sì, abbiamo lasciato tutti... Scusa, per me il posto c'è? Certo. Pensavo che gli dicessi dipende. No, se no io sto anche in piedi, cioè, però a vedere sì. Cioè, invece appunto una cosa che mi viene in mente è che nel corso di questi ultimi mesi, quando arrivavano le comunicazioni, questo e l'altro, ho avuto modo di parlare, appunto come vi dicevo prima, con molte persone, le quali hanno capito che è una formula molto bella quella di abbinare la narrazione alla musica. E allora vorrei farvi una domanda. Siamo anche noi molto attratti come associazione, quindi da musica e narrazione. Avete qualcos'altro nel cassettino? Hanno di cose da proporci, inerenti al tema musica e narrazione? E allora, fare un'anticipazione sull'idea che abbiamo. In realtà idee ce ne sono tante. Parlarvi di idee così a vuoto mi dispiace, perché poi manca la concretezza. Allora noi pensavamo di riproporre questa formula
in altri contesti ovviamente, perché è chiaro che è una formula che piace, così sappiamo che viene gradita. Diciamo che materiale ce n'è tanto, stiamo tenendo d'occhio alcuni argomenti, diciamo alcuni temi. Stavamo facendo un pensierino su Sergio Endrigo, devo dire la verità. Stiamo raccogliendo un po' di materiale. Ne parlavamo a cena noi con Guglielmi. Anch'esso, un altro personaggio. Stiamo cominciando a raccogliere un po' di materiale, a vedere se si riesce. E sono tutti quegli artisti che quando eravamo giovani noi venivano un po' snobbati, sembravano un po' troppo tristi. Un po' tristi. Invece Sergio Endrigo aveva la faccia triste, ma non lo era. Non lo era in effetti, come ci ha spiegato bene il nostro amico giornalista Michele Guglielmi, un'analisi su una persona molto. E quindi è giusto far conoscere aspetti reali, senza inventarsi chissà che cosa, che uno era quando non era. Ma sono personaggi che sono dei giganti poi nell'ambito della musica leggera italiana, nella storia della nostra musica. Io credo che queste figure tipo Tenco, Endrigo siano stati riscoperti poi nel tempo, perché all'epoca c'era un'altra, diciamo così, propensione per una tipologia di musica che doveva divertire, perché ricordiamo comunque era il periodo del boom economico, del post-guerra, post-bellico, cioè c'era tutto e quindi ovviamente personaggi come questo tipo forse non erano capiti, ma erano necessari, perché comunque fanno parte dell'umanità, dell'essere uomo. Federica, erano degli apripista. Degli apripista, esatto. Degli antisacri per il saltorato. Esatto, però forse in quel contesto, in quel periodo storico lì non erano compresi. No. Sono più compresi adesso che c'è più intimismo e c'è più analisi. Come capita ai grandi profeti che sono un passo avanti agli altri. Sono un passo avanti, ma però ovviamente all'epoca non venivano percepiti come adesso. Il fatto di fare un evento di questo tipo dedicato a un personaggio di questo tipo significa che è stato ricompreso e analizzato, rivisto. Io lo amo tantissimo, l'ho sempre detto, quindi non è per voglio dire, nel senso, certo. Dico la verità, mi è sempre piaciuto, io in macchina ho le canzoni di Tenco, dico la verità, e non mi rattristano, perché dentro c'è una forte umanità di questa persona che emerge, no? E racconta quelle che sono anche le debolezze dell'essere umano, solo che all'epoca forse il contesto era non più debolezze, viviamo il boom economico, godiamoci la vita, andiamo tutti, cioè almeno c'erano delle canzoni anche molto più leggere, c'erano i 24.000 baci, esatto. I 24.000 baci, e certo, correvo a 100 all'ora per vedere la mia ragazza abbronzatissima, quello c'era, Iva Tussi, e per fortuna però c'era anche il cielo in una stanza, per fortuna, mamma mia. Per fortuna. Ne parliamo in questo momento qui dopo la di Ornella Vanoni. Ornella Vanoni era molto amica del Tenco. E ci sarà una sorpresa durante lo spettacolo, però non diciamo niente. Non diciamo niente. Venire a vederlo. Va bene, noi abbiamo penso terminato. Ma io volevo fare solo un'ultima domanda, se posso. Se doveste riassumere in una parola quello che è la mia vita libera, no? A parte la produzione, quello che avete lavorato eccetera, ma la mia vita libera secondo Tenco, che cosa in una parola, e anche la serata stessa, ma anche Tenco stesso, anche questa domanda complessa, in una sola parola, Tenco cos'era? Spirito libero. Sono due. Sì. Che vale per tutte e due, sia per la serata che per spirito libero. E quindi se cercate, quindi può aver dato anche fastidio a volte, come succede sempre. Bravissimo. Questi spiriti, no? Sì, infatti ha dato fastidio, noi lo racconteremo anche un po' alla impostazione discografica dell'epoca, sì, le etichette, perché lui non ha nascosto certe sue perplessità e anche insomma indignazione, direi anche in certi scritti, lamentandosi che magari qualche sua canzone era stata non scelta, a differenza di altre canzoni meno di valore, meno forti, meno impegnanti. E poi andremo a tirar fuori degli aspetti della società degli anni 60 che abbiamo un po' dimenticato, tipo ad esempio la censura.
e verranno fuori delle cose interessanti. Quegli anni la censura La censura era forte, soprattutto in televisione. Assolutamente sì. Ci saranno delle cose anche interessanti e curiose. Facciamo un ragionamento, poi chiudiamo, sulle Kessler, no? Parliamo della censura, ma avevano, cioè, all'epoca le gambe completamente fuori. Sì. Hanno dovuto coprire. Sì, però comunque la gamba si vedeva tutta, cioè erano veramente. Però era coperta, sembrava quasi un legging. Però per le donne di quell'epoca era una rivoluzione. Certo, ma consideriamo il fatto anche poi che da un'analisi che ha fatto mio marito, che è un amante della storia, mi diceva: tu pensa che queste signore si sono esibite pochi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale ed ebbe origini tedesche, e diciamo che l'Italia aveva già dimenticato tutto quello che era stato, accettando modelli di questo tipo, no? nel mondo dello spettacolo, il rapporto che c'è stato tra Italia e Germania e voglio dire anche come è stata poi la fine della seconda guerra mondiale, eccetera, il post guerra, c'è stato secondo me come la volontà di ribaltare tutto, di voltare pagina e basta, dovevano girare pagina e accettare i modelli che arrivavano. Sì, è vero. Bene, abbiamo finito? Quindi ci vediamo, Andrea, riassumi tu quando esattamente. Ci vediamo. Tu che sei il padrone di casa, che hai le chiavi dell'M9. Allora, giovedì 11 dicembre lo spettacolo comincia alle ore 19, quindi alle 18:30 cominceranno gli ingressi e basta. Questo è quanto. E vi aspettiamo, ovviamente. Numerosi. Vi aspettiamo. Noi come sempre ringraziamo la Cimestre per questa ospitata, come sempre. Ci diamo appuntamento, Andrea, settimana prossima abbiamo altri ospiti, siamo in... Sai che non lo so. Sai che non lo sappiamo, ma intanto lo vediamo, ci pensiamo. E comunque io ringrazio come sempre la Cimestre, dicevo, per questo, anche per averci concesso oggi questa possibilità insieme a Voci di Velluto di essere qui. Quindi ovviamente ringrazio il presidente Stefano Serena, Andrea Checconi Sbaraglini e Andrea Settimo, Matteo Settimo. C'è una domanda. Volevo farti una domanda. A me? Sì, posso? Magari. Anzi, a tutti e due. Se siete liberi il 19 di dicembre, se avete voglia, tempo, insomma, noi facciamo uno spettacolo, un reading dedicato a Babbo Natale. Che bello! Lo facciamo viaggia in seconda classe, è una cosa un po' surreale ma divertente. Insomma, ci sono 15 lettori di Voce del Velluto più una fantastica violinista che ci accompagnano sulle note appunto di musiche, diciamo, di tono natalizio, con questa narrazione. È una favola moderna, si terrà a Casale sul Sile, presso un bellissimo bed and breakfast che si chiama Il Ciliegio. Se qualcuno di voi fosse interessato a venire, noi ovviamente molto volentieri, lì il ricavato, cioè i 10 euro che chiediamo alle persone, va a favore di un'associazione che si occupa di assistenza ai ragazzi disabili, che si chiama Fattibillimo. Quindi ecco, ci permettiamo di dirlo perché ci sembra una cosa che abbia un suo valore, insomma. Mi fa onore, sì. Ecco, quindi volevamo semplicemente grazie a Voci di Velluto. Io ringrazio il nostro Chicco Brunello che ci ha diretto oggi, che è stato con noi. È stato con noi e ci fa molto piacere intanto ritrovarlo. Andrea, noi ci diamo appuntamento e intanto ci vediamo giovedì. A giovedì presto, grazie. Alle ore 19, anche un po' prima, mi raccomando. Sì. Ciao.